I carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato il presunto autore materiale del duplice omicidio dei fratelli Filippo e Calogero La Monaca, 76 e 74 anni, imprenditori agricoli originari di Canicattì, avvenuto lo scorso 14 giugno in contrada Deliella, nelle campagne nissene. In manette è finito un allevatore di origini rumene di 22 anni, Florin Scurtu, incensurato. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del nucleo investigativo di Caltanissetta e coordinate dalla procura nissena. Il corpo di Filippo La Monaca venne rinvenuto semicarbonizzato accanto a un'autovettura, anch'essa bruciata, mentre quello di Calogero era a un centinaio di metri di distanza da quello del fratello. Era riverso per terra, all'interno del cascinale di campagna di famiglia, con la testa fracassata. Poco distante alcune pietre ancora sporche di sangue, quelle utilizzate secondo gli investigatori per uccidere l'imprenditore. Il giovane rumeno è stato trasferito al carcere di Caltanissetta. Il GIP ha convalidato il fermo. Il movente del delitto sarebbe legato al fatto che il presunto assassino faceva pascolare gli animali su terreni delle vittime, nonostante il loro divieto, alimentando continui scontri con i due imprenditori agricoli.